Indiscreto è nato 22 anni fa, nel 2000, e non è una cosa normale durare 22 anni, soprattutto per un sito internet. È uno dei siti sportivi più seguiti a livello di critica, ha i pregi e i difetti di tutto il mondo internet di oggi, nel senso che deve essere affiancato da attività nel giornalismo, per così dire, vecchio, antico. Sicuramente certe verità oggi le puoi scrivere soltanto sul web, non per mitizzare il mio sito o per mitizzare il web, ma soltanto perché il giornalismo è diventato per molti un secondo lavoro. Ecco, per fortuna o per sfortuna, io sono abbastanza vecchio da aver iniziato quando i giornalisti venivano pagati, e quindi per me Indiscreto è sostanzialmente quasi uno sfogatoio. Ecco, lì scrivo tutte le cose che non posso scrivere nelle altre testate. Il giornalismo sportivo non so se oggi riesca a soddisfare i lettori. I numeri dicono di no, perlomeno i numeri dei giornali che stanno andando a picco dicono di no. Anche l'audience televisiva tutto sommato dice questo. Ad esempio il recente Inter-Juventus di Coppa Italia ha fatto il 20% in meno di uno Juventus-Lazio con gli stessi Allegri e Inzaghi allenatori di 5 anni fa. I giovani seguono sempre meno il calcio e lo sport in generale, e sicuramente lo seguono a livello di notizie, ma non più a livello di critica, di commenti, se non attraverso canali social, commentando la partita con l'amico, con il conoscente. Ecco, diciamo che il ruolo del giornalista in tutto questo è molto, molto calato e sempre più marginale, ecco, perché sono cambiati i tempi. Ecco, forse non ci sono neanche colpe specifiche, se non in alcuni casi, ma sono proprio cambiati i tempi.